Da Cima Grappa, il Veneto e il suo governatore Luca Zaia tornano a ribadire l'importanza dell'autonomia. Luoghi simbolo del riscatto e per omaggiare i 23.000 caduti, i cui resti sono custoditi nel sacrario, modo migliore non c'è, ha detto Zaia, che ottenere la piena autonomia. Un percorso in cui, come nella salita al Grappa, sa di avere al proprio fianco il ministro per gli affari regionali, Erika Stefani. Nel 1948 si è approvata la Costituzione repubblicana e Einaudi nel presentarla diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Questa autonomia noi la chiediamo come veneti e ormai il processo è ben avviato e abbiamo speranza di chiudere questa partita entro fine anno. Ora, l'autonomia non è solo una questione economica, da alcuni è accusata anche di essere quasi una forma egoistica, invece è tutt'altro. E il fatto stesso che siano pervenute le richieste di autonomia da parte di tutta l'Italia, quindi non è solo una questione delle regioni del nord, ma è condivisa da tutti, perché autonomia non è solo una questione, ripeto, finanziaria, ma è che ogni regione deve sapere e vuole valorizzare le proprie capacità. Cerimonia simbolo nei 100 anni dalla fine della Grande Guerra, italiani e austriaci insieme per ribadire la pace tra popoli che hanno sofferto troppo e imparato sulla pelle propria e dei loro territori il valore della pace. Ma perché la memoria resti viva, anche i luoghi deputati a tramandarla vanno conservati. Da qui l'appello del comune di Crespano allo sblocco dei 6 milioni di euro destinati al sacrario, che già dovevano essere disponibili per promuovere le celebrazioni del centenario. Come accade spesso, le opere arrivano dopo la fine dei grandi eventi. Comunque l'importante è che Cima Grappa sia recuperato, i soldi ci sono e arriveranno anche le opere.